determinazione del figlio era inattaccabile, ma quando davanti alla porta le disse va bene madre, benedicitemi che me ne devo andare, la donna lo guardò negli occhi e gli disse santo e benedetto, ma le benedizioni, Totò, non servono a niente contro i moschetti dei napoletani. Intanto, a capo di mattino, davanti a ciò che rimane del palazzo della sottintendenza, si assiste a scene di panico. Donna Rosina Polveroso, abituata da sempre tutti i giovedì a portare 8 vastette di pane e 2 litri di olio al sottintendente, da quando ha saputo della rivolta è disperata. Per non parlare di Donnino Restivo, il quale, avendo alto incarico di dare il frumento alle galline personali di sua eccellenza, giace in lacrime sotto al portone mezzo bruciacchiato del palazzo. Nelle loro stesse condizioni di disperazione ci sono anche Michele Raimondo, barbiere ufficiale della sottintendenza regia di Cefalù, Salvatore Failla, regio raccoglitore borbonico delle arance borboniche della sottintendenza borbonica di Cefalù, Giovannino Marsala, regio custode delle pecore borboniche della sottintendenza regia delle pecore borboniche di Cefalù. Praticamente all'alba del 26 novembre l'economia del paese è in ginocchio. Come se non bastasse, alle 9 meno un quarto, Peppuccio Pazzo, credendosi improvvisamente Ferdinando II in persona, decide che è il caso di intervenire per sedare la sommossa. Prima temporeggia in attesa di rinforzi, accortosi che il suo esercito immaginario di 700 milioni di uomini ritarda. Alle 9 precise firma l'armistizio e se ne va a bere alla taverna. Comunque, a parte questi episodi di folklore popolare, le preoccupazioni, quelle vere, non tardano ad arrivare. Sì, perché bisogna organizzarsi, signori miei, e bisogna stabilire i turni di guardia, la custodia delle armi, i rapporti con gli altri comitati rivoluzionari. Oh, per fare la rivoluzione è una bella faticaccia. Si potrebbe pensare che tutto finisca alla fine della battaglia, ma non è così. È più facile fare la guerra che mantenere la pace, soprattutto quando poi il mantenimento della pace è subordinato ai rapporti con i centri di potere, i quali centri di potere sono i veri pupari che muovono le fila del popolo. E a Cefalù, come spesso capita nelle piccole realtà paesane, il centro di potere più persuasivo è rappresentato dall'imponente oggettività della cattedrale normanna e dalla prepotente soggettività del clero che la abita, il quale riesce sempre ad orientare la condotta di chi, spinto da un bisogno di aiuto ultraterreno, preferisce affidarsi a degli uomini che preferiscono mettere da parte la spiritualità che dovrebbe caratterizzarli per fare prevalere l'opportunismo politico. Che vuol dire? Che i fatti del 25 novembre sono visti nell'ottica conservatrice della Chiesa come peccati mortali. E qui occorre aprire una parentesi circa la differenza che c'è tra il significato popolare che il siciliano in generale e il cefalutano in particolare attribuiscono al termine specifico peccato mortale e le motivazioni che spingono la Chiesa a stigmatizzare come peccati mortali determinate azioni degli uomini. Mi spiego meglio con un esempio circa il significato popolare del termine peccato mortale. No, dai, svegliati, dai che stai, svegliati. No, per cortesia, non mi voglio alzare. Ma che sei pazzo? Dormire più del dovuto è il peccato mortale. E va bene, ma mi alzo, però a scuola non ci andiamo. Ma che sei pazzo? Non andare a scuola è il peccato mortale. Senti Toto, quando fai a considerare su un pugno, ma che sei pazzo? La violenza è il peccato mortale. Senti Toto, guarda qui, guarda, Rosetta. Questa femmina mi fa impazzire, la picchiassa, smontasse tutta. Ma che sei pazzo? Accoppiarsi prima del matrimonio? È il peccato mortale. Sì, vabbè, ma io me la sogno tutte le notti e quando me la sogno. Ma che sei pazzo? Commettere atti impuri è il peccato mortale. Minchia, Totò! Praticamente il 97% di tutte le cose positive che c'erano al mondo erano tutte peccati mortali. Il peccato mortale, nell'ottica popolare, era immanente, incombeva sulla testa degli uomini come un'eterna spada di Damocle. Chiaramente questa modalità di intendere le cose era sbagliata. Tuttavia la Chiesa, pur conoscendo l'erroneità dell'interpretazione popolare, non faceva nulla per smentirla e non impediva al popolo di pensarla così. D'altronde si sa, meno libertà di pensiero e di azione si dà alla massa, meno si corre il rischio di perdere le proprie posizioni di potere con rivoluzioni e ribellioni.
interpretasse liberamente tutte le cose nell'ottica restrittiva del peccato mortale, poneva la Chiesa in una posizione non dispotica, ma materna. Certo. Quando poi in mezzo alla massa uniformata c'è qualcuno che la rivoluzione la fa per davvero, allora il braccio materno della Chiesa è costretto ad intervenire. E ciò che prima era soltanto un'esagerazione popolare diventa ufficiale riconoscimento. Tutti gli avvenimenti che fuoriescono dalle regole sono dalla madre Chiesa stessa e non più dall'ignorante interpretazione del popolo, identificati come peccati mortali. Che ne viene? Che se il peccato mortale è ravvisato soltanto dal popolo, ci si può passare sopra, perché il popolo è fatto di uomini e gli uomini, si sa, sono peccatori. Ma se il peccato mortale è ravvisato dall'istituzione Chiesa, e allora c'è pericolo. Per gli uomini dell'ira di Dio e per i centri di potere di perdere le proprie posizioni di predominanza rispetto alla massa. Quindi, per tornare alla nostra storia, è chiaro che la Chiesa stigmatizzi come peccati mortali gli avvenimenti del 25 novembre e i loro protagonisti come degli uomini che difficilmente si potranno salvare dalle fiamme eterne del peccato. Immaginatevi la reazione di tutte le povere mogli e di tutte le povere madri che al ritorno dalla messa mattutina, dopo aver fatto finta con tutte le comari che i propri mariti e i propri figli hanno trascorso la notte nei rispettivi letti, hanno appreso che i loro uomini non solo sono lontani dalla grazia di Dio, ma che trascineranno inesorabilmente tutta la famiglia tra le fiamme eterne del peccato. Minchia, c'è da rimanere secchi istantaneamente. Compare Maria? Compare Maria? Compare Maria, che c'è? Sogno, sì, canterrobi! Usanno, mattinentò, batte! Ovvero sia, il sangue mi si è solidificato, raggrumato. E le povere donne che fanno? Corrono a cercare i loro uomini per fermarli, per chiedere spiegazioni, anche soltanto per spaventarli. Eh sì, d'altronde le argomentazioni non mancano. Vanno dalle fiamme eterne al gettonatissimo peccato mortale. E tutte, inesorabilmente, terminano con il più temuto dei finali. Il castigo di Dio. Scappate più forti, mi fate giubbare. Io stai correndo e con un pochino non ti voglio pensare. Stanotte non mi più il sonno, l'avevo ma ormai l'ho perdido. E mentre che piange non dormo, me ne tutte aspetto un castigo di Dio. Corriti con mare, corriti, castighi firmati, ti fanno sparare. Cresciti le figlie e sapiti che a prima occasione si fanno ammazzare. Da testa una rivoluzione e finisci tutta schifino. E con tutta sta confusione a tutti ti piglia un castigo di Dio. Nasci, cammina, si vesti, si lava, crescendo un capenno ogni giorno, malanno, mangia non legge, non scrivi e ti travagliare, mi vuole parlare caro, sciallami giungeva, tu lo dici, poi non esci e non torna più. Ridi con mare corriti, ti ha fatto più netti, ci potete fare, arriva un momento che anzi non terzi di vostro, non lo fa tornare, lo sanno di lo vostro sanno, il tavolo sangue e morio, di quanto lo state aspettando e chi sto con mare, lo castigo di Dio.